Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Cari amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati dunque all'appuntamento con Mixed, l'attualità e la politica in Friuli, Venezia Giulia. Oggi chiaramente concentrata la trasmissione per quanto riguarda le infrastrutture in Friuli, Venezia Giulia. Do il buon pomeriggio, dove lo vedo già collegato con noi, a Enzo Cataruzzi. Ben ritrovato Enzo. Ciao Omar, ciao a tutti. Allora, parlavamo Enzo di infrastruttura, da un po' che non se ne parla, no? Ci sono tante novità, qualcuna buona, qualcuna in stand-by, progetti che stanno andando avanti, progetti sulla carta, progetti avviati ma arenati, progetti fermati, insomma, ne abbiamo di tutti i colori, no? Viene da dire. Giusti. Beh, a me viene in mente proprio la direttrice Udine-Pordenone, la Pontebana, dove ha due punti abbastanza difficili e complicati che vanno risolti. È l'incrocio da Santa Caterina, dove è la Paese di Prato, nel mio comune, tra parentesi, dove dopo che Udine ha eliminato tutti i punti semaforici, rimaniamo noi con punti semaforici dopo aver eliminato il passaggio a livello dopo 80 anni, ricordo qualche anno fa. E poi c'è il punto di Casarsa, la stessa cosa, l'incrocio di Casarsa. Sono due punti, chiamiamoli neri, tra virgolette, che andrebbero in qualche modo rivisti, magari con delle rotatorie, come se ne parla tanto da tanto tempo qui in Comune Paese di Prato, come anche a, a Casarsa. Ma poi c'è anche a Udine la tangenziale sud, che è una telenovela praticamente. Tutte le amministrazioni regionali dicono che termineranno questa tangenziale sud, poi per una cosa o per l'altra c'è qualche problema. Ecco, questi sono tre punti per esempio, ma poi abbiamo anche nella zona, diciamo così, di Latisana, no? Un completamento, hanno completato il casello, eccetera, però rimane un po' anche la viabilità, ma c'è la viabilità triestina. In sostanza la nostra regione è un punto strategico non solo regionale ma anche nazionale e fanno bene gli amministratori nostri a puntare su questo, tant'è che col PNRR hanno trovato un po' di soldini, anche se la parte del Leone la fa Trieste, quindi il porto, che è un punto fondamentale anche per l'economia regionale, ma poi ci sono anche altri punti. Certo. Punti Senti, tra l'altro dobbiamo anche sottolineare, tra i tanti punti che tu hai citato di infrastrutture, ricordiamo anche l'annoso problema del ponte sul torrente Torre a Viscone. Salvo sorprese, primavera 2024 dovremmo finalmente vedere a correre qualche macchina sopra dopo quasi oltre 10 anni dalla sua costruzione. Poi c'è il discorso anche della TAV e dell'alta capacità e dell'alta velocità, con lo sviluppo nuovo per la Bassa Friulana, per la direttrice Kiev-Barcellona e il potenziamento dei treni lungo la linea Pontebana. Poi future arterie nuove, superstrade, autostrade e via dicendo. Ma poi c'è la questione anche dei passaggi a livello, per esempio a Udine, no? L'eliminazione del passaggio a livello. Ricordiamo che in campagna elettorale del Comune di Udine Salvini è venuto e ha detto noi lo faremo e tutte queste cose qua. Poi alla fine c'è sempre qualche inghippo burocratico, mancano i soldi, cambiano anche le amministrazioni. In sostanza questo è un punto che rimane un punto di domanda. Poi c'è anche la Sequals Gemona, che è una strada molto importante, è una strada che è parallela, possiamo completarla come la Pontebana dall'altra parte, per cui insomma noi come vediamo abbiamo una serie di strade, di infrastrutture che sono molto importanti e bisogna dire anche molto agevoli, perché non è tutto ma anzi. Ecco. Quello che io credo che in qualche modo il nostro governo regionale dovrà puntare molto è nel arrivare a non isolare molto Udine dal punto di vista ferroviario, perché noi sappiamo che molti di noi per andare a quel di Roma vanno direttamente a Cervignano e quindi partono da lì perché stanno meno in quanto c'è la direttrice Trieste che passa da lì.
Ecco, questo dovremmo anche rivedere un po' le cose. Col PNR qualcosa si metterà a posto. Chiaramente il discorso che sta facendo Enzo è per il servizio commerciale, cioè per il servizio Sì. viaggiatori, che manca effettivamente per il nodo di Udine. Dall'altra parte però bisogna anche ragionare sul fatto, come hai detto tu, che le merci non devono solo correre su ruota e su gomma, bisogna anche sfruttare la rete infrastruttura ferroviaria presente. Esempio banale, però esempio che potrebbe essere applicato, visto che i tempi ci sono ancora, è il discorso della variante nord-ovest di Udine per i treni che da Venezia devono raggiungere il nord Europa attraverso la sella di Tarvisio. Un piccolo particolare, da anni, no? Si sta pensando a una variante ferroviaria a Udine, però vuoi perché ci sono concessioni militari ancora presenti nell'Interland, vuoi perché nel frattempo sono state costruite case, vuoi non vuoi, qualcosa bisogna trovare. L'ideale potrebbe essere, e qui lancio un messaggio all'assessore di competenza e anche ai sindaci di competenza, potrebbe essere il fatto di sfruttare in parte il sedime della Casarsa Pinzano, nel senso che basta un attimo prendere la macchina, fare un giro, la Casarsa Portogruaro è in fase di elettrificazione, da trazione termica passerà nel 2026 a trazione elettrica, dunque vuol dire che i treni potranno anche essere, diciamo così, unici, non ci sarà il cambio di trazione tra Portogruaro e Casarsa. Questo potrebbe anche portare, anziché investire inutili soldi in mega autostrade da 20 km a pedaggio, faccio l'esempio la Sequals Gemona, che è un'autostrada inutile perché vai a deturpare un territorio e comunque chi dovrebbe usarla non la userà perché preferirà gioco forza, grazie ai pedaggi costosi, usufruire della strada ordinaria, intasando ulteriormente il traffico. Si potrebbe tranquillamente sfruttare il sedime tra Casarsa e Spilimbergo con una ferrovia ex nova che si colleghi magari a Osoppo, via San Daniele. Soldi sono quelli, si può investire lì, sfruttando quello che è la famosa variante nord-ovest di Udine. Chiaramente non si costruisce oggi e domani mattina la ferrovia entra in funzione, però potrebbe essere questo un progetto green sostenibile per il territorio, con meno impatto anche per quanto riguarda il territorio. E poi, come dicevi tu prima, c'è tutta una infrastruttura che riguarda un po' gli insediamenti industriali che in qualche modo vanno rivisti. E ho sempre in mente, per esempio, la statale 56, che comunque sia ancora qualche problema, ma anche la stessa Tresemane, perché insomma qui tra Udine e Trecesimo, insomma, dove sono gli insediamenti grossi. Poi abbiamo le questioni ambientali, no? Si parla da poco della questione del tagliamento, mi pare che hanno messo 190 milioni per la sicurezza del tagliamento, per casse di espansione. Cioè ci sono dei problemi che nascono soprattutto anche con il mutamento delle questioni ambientali che ci impongono alcune strategie vanno anche riviste. Io penso che un dibattito su questo andrà aperto, lo stanno già facendo a dire il vero, e col PNRR c'è questa possibilità, perché la Giunta regionale ha messo molti soldini per le infrastrutture, per cui questo sarà un punto di riferimento anche per i politici, diciamo così, per gli amministratori regionali, Chiaro. per vedere di chiudere più di qualche certo. Insomma, ecco, no? per dire Enzo, studi che sono emersi già questa settimana, noi parliamo tanto di terza corsia, no? Manca il tratto tra Palmanova e Ronchi dei Legionari, Da però 4 attenzione, ecco, la famosa A4, già tra Venezia, anzi tra Mestre e Padova si parla di quarta corsia, cioè la terza corsia non basta più perché il traffico su gomma è talmente presente e il chilometraggio orario non soddisfa più le esigenze della strada fatta nell'88, la terza corsia 88-90, già si lavora per la cosiddetta quarta corsia in autostrada tra Mestre e Padova per dare ulteriore snellimento, se mi è consentito il termine, al traffico. Ancora una volta si dà una mano, tra parentesi,
alla gomma e si dimentica la ferrovia che secondo me se studiate un progetto, magari qualcuno dirà sarai fissato con i treni, non è che essere fissati con i treni, dobbiamo calcolare quanti mezzi pesanti dall'est Europa o dal nord Europa effettivamente attraversano il Friuli e si fermano nelle nostre industrie, perché se l'80-90% di questi vanno verso ovest, qui passano, ci danno soltanto i soldini, tra parentesi, per il pedaggio. Ricordiamo che poi le concessionarie, permettimi, poi ti ripasso la parola, le concessionarie la concessionaria non è tutta unica, nel senso che un pezzo è di proprietà della concessionaria Alto Adriatico, un pezzo di autostrada invece è Autostrade per l'Italia. Dunque, se noi dobbiamo ragionare soltanto perché dobbiamo staccare scontrini, ma il 90-95% dei mezzi in transito vanno oltre, ragionare su un sistema rapportato gomma-rotaia ci può anche stare, perché da una parte abbassi l'inquinamento, ma dall'altra parte fai girare il soldino lo stesso. Ma noi abbiamo due problemi. Intanto il problema numero uno è il traffico pesante, no? Che comunque sia anche con le autostrade molto agevoli, ma i pedaggi sono costosi, in qualche modo li vediamo nelle strade, nelle altre strade del nostro Friuli, anche oltre, no? Viaggiare questi camion che insomma a qualsiasi ora. E poi c'è il traffico che riguarda il turismo, no? Il turismo che prende le autostrade normali, insomma, no? Quindi abbiamo un terreno, una regione di passaggio che in qualche modo deve cercare di fermare i turisti perché restano qui in regione, ma cercare di portare il traffico pesante, eliminarlo ove possibile, proprio con la strategia magari come lo fa la Svizzera con le ferrovie dello Stato. Che Il però problema, Enzo, che probabilmente se io e te, che siamo i concessionari, cioè io per la ferrovia e tu per la strada, ci troviamo a tavolino, facciamo un ragionamento tecnico e non dico, ripeto, domani mattina già messo in pratica, ma nel giro di 6 mesi, un anno, dopo una fase sperimentale, lo attui, probabilmente qualcosa vedremo di positivo. Il problema è che oltre a esserci Omar Costantini e Enzo Cattaruzzi, c'è anche Tizio, Caio Sempronio, e quando la torta, anzi c'era una famosa, non voglio essere troppo cattivo, c'è una famosa canzone che dice è meglio, eravamo quando balli l'Aligalli, l'antifona torna. sì, diciamo così che siamo però giunti alle strette, cioè non ci sono tante risorse e queste risorse vanno spese bene. Non è questione quante ce ne sono, ma come si spendono queste risorse. E naturalmente noi abbiamo bisogno di infrastrutture nuove proprio per attirare il turismo, ma come dicevo prima, il PNR ci dà una grossa mano perché il porto di Trieste, che è chiaro che magari in Friuli si dice ma hanno investito molto a Trieste, però il porto di Trieste è un punto di riferimento economico per tutta la regione. E a tal proposito devo dire che la mia opinione è questa, che la regione deve rimanere unita, cioè le infrastrutture amministrative ci possono essere, eccetera, ma nel momento in cui noi immaginiamo una regione a due velocità, e lì diventa un problema perché siamo una regione piccola, seppur strategica, ma dobbiamo tenerci molto uniti. Tra parentesi, volevo anche segnalarti che è partita, come tu sai, la stagione delle nomine, no? Quindi vedremo anche al timone dei nuovi enti, che magari scadono a dicembre, magari le nomine vengono fatte adesso in fieri, e poi vedremo con la primavera effettivamente chi sarà a guidare le nuove strutture. Tra l'altro su questa cosa, Enzo, tra l'altro proprio sulle nomine ci sono dei rumors clamorosi, no? Già attraverso i social la gente si sta un po' lamentando, mal di pancia interni, perché io e non l'altro, e via, la gente dell'ultima ora che cade dall'albero e finisce e passa dal via usando Monopoli friulano e via dicendo, insomma ci sarà veramente delle belle, no? Perché come spesso noi sottolineiamo in attesa di sapere e comunque si lega a quello che stiamo dicendo adesso, in attesa di capire quando e come verranno riattivate le ex province, chiaramente le partecipazioni non statali, ma le partecipazioni regionali e ex provinciani fanno gola a tutti perché sono una sorta di paracadute per coloro che magari si sono presentati alle elezioni politiche o alle elezioni amministrative grandi o locali e giocoforza devono trovare la sedia perché giustamente devono lavorare e soprattutto non si suda, così mi sia consentito il termine. Naturalmente sono anche ben remunerate, l'importante è che ci siano delle Non a competenze. caso non sudi, tutto lì, volevo Allora, intendere quello io. noi abbiamo bisogno, sì, che siano
l'appannaggio giusto, però anche della competenza e professionalità in sostanza. Ma sulle nomine mi pare che c'è già un po' di maretta a livello di maggioranza, perché è chiaro che, come hai detto tu, tutti ambiscono magari ad entrare in qualche consorzio, in qualche ente, insomma, per cercare di dare anche il proprio, ma naturalmente il proprio passa anche attraverso queste nomine che sono golose e quindi possono dividere un po' la maggioranza. Vediamo cosa succederà. Mi pare che cominciano già i fuochi d'artificio, come dicevi tu, quindi staremo a vedere nelle prossime ore, nelle prossime settimane magari quello che succederà. Certamente sarebbe bene sapere in maniera molto trasparente come la pensano i partiti su queste cose, insomma. Cercheremo anche di vederlo, di capirlo, di fare qualche indagine per rendere ai nostri ascoltatori come vanno le cose. Certo. Senti, chiaramente stiamo andando verso le vacanze natalizie e probabilmente ci sarà una pausa ufficialmente anche per quanto riguarda la politica sul territorio, anche se la politica tecnicamente non va mai in vacanza perché chiaramente gli uffici saranno sempre lì, come si dice, i sodali, i vari enti, cioè i vari ministri, diciamo così, dei vari partiti saranno operativi, i sottosegretari e via dicendo saranno operativi per quanto riguarda i giochetti poi da chiudersi, come hai detto tu, a inizio anno. Potrebbe succedere qualcosa, cioè qualche fuoco d'artificio secondo te improvviso, non messo in programma? Potrebbe accadere qualcosa? Quando c'è pausa amministrativa, la politica quando è in pausa lavora molto di più di quando dovrebbe lavorare. Come hai detto tu benissimo, i congressi si fanno nei corridoi, continuano a farsi nei corridoi nonostante tutte le critiche che vengono fatte, ma ci sono queste prassi non scritte che comunque sia, gli accordi vengono fatti anche in questo modo. E naturalmente nelle pause si incontrano le varie fazioni dei vari partiti e anche fra i partiti per decidere un po' quelle che saranno le amministrative, quelle che saranno le candidature alle europee, molto importanti, e quelle che saranno anche i vari enti. Quindi io penso che la pausa, chiamiamola natalizia o invernale, ci daranno dei resumé molto interessanti e lo sapremo a gennaio, forse anche prima, ma io penso a gennaio Certo. è il mese, diciamo così, che ci svelerà molte strategie. Insomma, per concludere, secondo te la Befana non porterà il carbone? No, penso di no. A qualcuno non porterà il carbone, a qualcuno magari dovrà aspettare l'uovo Una di Pasqua. carbonella, giusto per fare la grigliata, insomma. O dovrà aspettare l'uovo di Pasqua per vedere se trova sorpresa. Chiaro, chiaro. Bene, grazie Enzo come sempre, grazie ai nostri amici vicini lontani per la visione all'ascolto. Mixed torna come sempre venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora e come si dice nella lontana non perfida Albione, perché noi non abbiamo le bianche scogliere di Dover, ma Dover siamo, sì, questo sì, ecco, possiamo dire nella lontana provincia dell'impero. Mandi e alla prossima. Ciao, ciao. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.